Fischia in questo momento, continuo, finta, parte un tiro dalla distanza e un gol dopo una deviazione, vantaggio del Santa Marinella con questo calcio di punizione che ha trafitto il portiere, gol di Emanuele Arduini per l'1-0 dei padroni di casa. È stato battuto questo angolo per il Santa Marinella che è ancora in possesso palla, siamo al 14° minuto, attenzione a questo colpo di testa e al gol 2-0 da parte di Piovesan che aveva mancato poco prima il raddoppio ma che non ha mancato questa opportunità, colpo di testa 2-0, aveva portato in vantaggio la squadra di casa. Cerrotta verso Piovesan, ancora per Cerrotta, conclusione col sinistro ed è il 3-0, triangolo tra Piovesan e Cerrotta, è 3-0 del numero 7. Sofistea che viene anticipato, Arduini dalla palla ancora al numero 18 Leone davanti alla porta, Leone il tiro ed è il 4-0, segna anche Damiano Leone, dilaga il Santa Marinella. Pronto alla battuta Gianni, fischia l'arbitro, tiro di Gianni, conclusione che passa tra portiere e difensore, 4-1, accorcia le distanze quando mancano 5 minuti alla fine l'Aranova. Palla messa in mezzo per Piovesan davanti alla porta, pallonetto e gol del 5-1, 5-1 segnato ancora da Marciano Piovesan.